Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizie dal Polesine, offerta dell'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, la bottega dell'Acqua Viva, in via Po Vecchio 20 a Portoviro, spaccio di articoli ittici. Dalla Voce di Rovigo, prima pagina, siamo nelle mani di Roma, Zaia afferma, in Veneto dati da zona arancione. Oggi, forse, la decisione del governo. Se dovessimo entrare in zona arancione, i negozi in zona arancione e anche i saloni di parrucchieri ed estetista saranno aperti, bar e ristoranti invece rimarranno chiusi. Scuole di infanzia, scuole elementari e scuole medie restano aperte fino alla prima media, le scuole superiori sono in didattica a distanza al 50%. Vaccini, da ieri è attiva la possibilità di prenotare sul portale attivato dalla Regione, 1000 prenotazioni all'ora. Ieri 3.777 appuntamenti in poche ore. Commercio per il secondo anno chiuso nel momento clou della primavera, infatti gli operatori della moda affermano catastrofe senza senso. Ambiente, accordo tra comune e 4 aziende per nuovi alberi e arbusti vicino a via Merlin. Un bosco da 600 piante in città. L'area piantumata assorbirà 50 tonnellate di CO2 all'anno e il sindaco dice ci sarà soprattutto un miglioramento paesaggistico. Arbolia, una società che ha collaborato con il comune, si occuperà della cura e manutenzione degli alberi per i primi 2 anni, sollevando la pubblica amministrazione dai relativi oneri. Adria, Palazzo Tassoni, nel cuore della notte ha approvato il previsionale con i soli voti della maggioranza. Il via libera al termine di una maratona durata quasi 8 ore e naturalmente resta il muro contro muro. Portotolle, oggi si inaugura l'impianto fortemente evoluto della cooperativa Pila con il prezzo del carburante calmierato per la flotta peschereccia del porto di Pila. Energia per i lavoratori del mare. Lendinara, dalle multe, tesoretto da investire. Il comune ha messo mano alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative. La quota assolutamente maggiore sarà usata per la manutenzione delle strade. Rovigo in diretta, c'è un articolo sui capannoni fantasmi lungo la Romea, in una zona completamente abbandonata, dietro al supermercato Lando, abbandonata e nel degrado. Capannoni abbandonati mai stati finiti a causa della crisi e la zona era persino diventata una discarica a cielo aperto. Sempre da Rovigo in diretta, un'intervista a Paolo Bellini, ex presidente Anama, raddoppieranno le case all'asta. La crisi si fa sentire, ma la domanda di immobili tiene. In ogni caso, afferma Bellini, in periferia crollo dei prezzi. Purtroppo però le case all'asta, vista la crisi, raddoppieranno a causa appunto di crisi di aziende e partite IVA. E sempre da Rovigo in diretta, per il settore agricoltura, un'intervista a Arnaldo Bovolenta. Sull'efficienza dobbiamo copiare i cugini ferraresi. C'è una differenza enorme di efficienza tra i nostri cugini ferraresi e le cooperative polesane. In più la burocrazia è asfissiante ed è contro questa che dobbiamo portare avanti la nostra battaglia. Gazzettino Rovigo, vaccini, scorte solo per 7 giorni. Oltre 5.000 prenotazioni nelle prime ore di attività del nuovo sito internet, ma purtroppo date disponibili fino a venerdì 7. Portoviro, spaccia e scappa in monopattino col coprifuoco, preso e denunciato. Un 45enne, alla vista dei carabinieri, ha cercato di dileguarsi in tutta fretta. I carabinieri hanno anche eseguito una perquisizione domiciliare dove hanno trovato un bilancino di precisione, una confezione di bicarbonato che veniva utilizzato per tagliare la droga e circa 2.000 euro in contanti. Rovigo oggi, sport, calcio Serie D, ufficiale Andrea Pagan non è più l'allenatore del Delta. La squadra affidata ad Enrico Gherardi. Dopo la sconfitta subita in casa contro il Caldiero, era già nell'aria questa possibile decisione. Mentre nell'altro fronte della Serie D, Adriese determinata torna a casa da Carlino con un punto prezioso. La formazione granata pareggia in casa del Carlino Musan e vede sempre più vicina la salvezza che potrebbe già a quota 40 punti in classifica. Puntata finita, vi ringraziamo naturalmente per la fedeltà con la quale ci seguite. Vi ricordiamo che alle ore 11.50 e alle ore 14 siamo anche su Radio Diva, sulle frequenze di 94 e 100, e da Leandro Maggi è sempre un piacere stare con voi. Ciao ciao!